Benvenuti, bentornati, buonasera. Consueto appuntamento, ospite che debutta in questa sede, la saluto, è la Presidente di Veneto Stato, o meglio, è una dei due Presidenti. Ve lo dico subito perché mi arrivano le note puntuali dei sostenitori dell'atto Presidente. Va bene, allora devo subito specificare che sono la Presidente legale di Veneto Stato. Io non entro nel merito perché ovviamente non lo so, però certo. non posso ignorare che gli altri me lo segnalano. Alessia Bellon, Gianpietro Pellizzari, un'unica fede chiedo solo in San Marco e la sua Repubblica Serenissima, poi ci si può dividere anche sulla pasta e chiedere questa indipendenza che noi veneti vogliamo con tutto il cuore. Bello. Mi piace? Sì. Ci crede proprio? Sì. Altrimenti cosa farei qua oggi? Non lo so, non ho idea. È una sognatrice? No. Si considera una persona concreta? Ma alla grande, vediamo una pragmatica. Sempre in diretta. I comuni che se ne vogliono andare dal Veneto per andare in Friuli, che effetto le fanno? È comprensibile che pur di ottenere qualche risorsa in più da tenere sul territorio i comuni votino, e hanno votato tutti, perché credo che quasi tutti i comuni di confine del Veneto, quindi che confinano con il Trentino o con il Friuli, hanno votato, chi ha molti anni fa, chi recentemente, e però lo Stato italiano non riconosce. Quindi da Veneto, da venetista, chi vuole andarsene al Veneto lo sostiene o lo contesta? Ma io tutti quelli che fanno qualcosa di concreto per migliorare la propria situazione, sì. Cioè io li capisco, sono persone disperate che vedono che 100 metri più in là si vive decisamente meglio. È da stupidi stare in una situazione in cui si sta male, in cui si è gestiti male, in cui non si possono gestire le proprie risorse e quindi cos'è? È giusto prendere e dire voglio migliorare il mio territorio, è quello che anche noi proponiamo ai veneti quotidianamente. E se poi il Veneto si rimpicciolisce? Il Veneto ha 5 milioni di abitanti, quindi è un grande Stato. Dove finisce il Veneto? Il Veneto attualmente ha i confini della regione Veneto, quelle che ha deciso lo Stato italiano. Quindi li riconosci quei confini? Beh sì, attualmente questi sono i confini. Pordenone non è Veneto? Pordenone ha una parte dei pordenonesi, non so quanti, parlano veneto e si sentono veneti. Sì, ma anche in Istria, probabilmente anche in Dalmazia, a Brescia, a Bergamo, a Mantova, piccole percentuali anche a Cremona, a Ferrara. La Serenissima aveva un territorio molto molto vasto e che ha gestito molto bene, cioè se abbiamo tanti veneti che sono al di fuori di quello che l'Italia considera come terra veneta, è perché la Serenissima ha avuto una storia gloriosa e importante.